Il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla presunta illegittimità del referendum per la separazione di Mestre e Venezia non turba il sonno a Marino Finozzi, Presidente della Commissione regionale che dovrebbe indire la consultazione. Si tratta, spiega, di un parere richiesto dal Sindaco di Venezia in maniera irrituale che non è pure mai arrivato sul nostro tavolo. È un parere non ben identificato, noi ufficialmente ancora non ce l'abbiamo, vorremmo riceverlo in via ufficiale anche per capire che tipo di parere si tratta. Comunque, per quanto mi riguarda, come Presidente della Commissione io porterò fino alla fine tutte e due le proposte, quella a 2 comuni e quella a 3 comuni, poi sarà il Consiglio regionale a decidere in merito a queste due proposte. Nel lavoro della Commissione non stiamo cercando cavilli giuridici per sostenere questa o quella tesi, spiega Finozzi, ma vogliamo salvaguardare un principio democratico. 9.000 cittadini hanno chiesto di esprimersi col voto, anche se l'ultima parola spetta al Consiglio regionale. Credo però che da un punto di vista politico sia corretto dare voce ai cittadini, anche se non è la prima volta, per capire se oggi è ancora sostenibile due grandi differenze tra quella di Venezia, città storica e unica al mondo, e quella di Mestre e Marghera, che hanno una realtà, una composizione socio-economica completamente diversa.